Oltre 4.000 interventi tra maggio e settembre, di cui 45-50 al giorno nelle settimane più calde intorno a Ferragosto, garantiti da personale medico ed infermieristico particolarmente esperto nelle emergenze e nelle urgenze. Sono i grandi numeri del pronto soccorso stagionale di Lignano Sabbiadoro, aperto 24/24, che è stato visitato dall'assessore regionale alla salute Maria Sandra Tedesca per portare un saluto in questi giorni difficili ad operatori che fanno veramente un lavoro eccezionale, con turni di 12 ore giornaliere, con una professionalità dimostrata dal fatto che risolvono sul posto ben il 70% dei casi, appoggiandosi all'ospedale di Latisana ed eventualmente a quello di Udine, grazie alla presenza costante di 2 ambulanze e, se necessario, il coinvolgimento dell'elisoccorso. Accolta dal responsabile Franco Cominotto e dal direttore sanitario dell'azienda Bassa Friulana Maurizio Andreatti, l'assessore ha avuto modo di constatare come quello di Lignano sia un modello di medicina territoriale, in quanto esempio di pronto soccorso non adiacente a un ospedale. Ci tenevo a portare un saluto da parte della Regione, anch'io come neo-assessore alla salute, un saluto a questi operatori che in questo periodo dell'anno fanno veramente un lavoro eccezionale, sono molto sotto pressione, soprattutto mi dicevano ieri, il giorno di Ferragosto hanno fatto una serie di interventi e devo dire con grande professionalità, tant'è che risolvono il 70% degli interventi, vengono risolti qua in sede, quindi questo vuol dire che c'è gente di grande professionalità. È anche un modello di medicina territoriale in qualche modo? Assolutamente sì, medicina territoriale che in qualche modo funziona, ha un ospedale vicino ma non proprio adiacente, quindi un pronto soccorso senza l'ospedale alle spalle, quindi che richiede anche un'autonomia nell'esercizio della professione sia medica che infermieristica importante. Questo modello di offerta di pronto soccorso presso una struttura turistica di ampio profilo e di nominativo nazionale è un modello che è in piedi da almeno 15 anni. È un modello vincente per 2 motivi essenzialmente, perché è un modello sempre uguale, ma un modello sempre uguale che di anno in anno si rinnova. Ogni anno vengono infatti adeguate alle esigenze, alle mutate esigenze, con delle piccole ma significativi modificazioni dell'organizzazione. Il punto di pronto soccorso è anche un elemento di visibilità particolare di quelli che sono i flussi turistici che in questi anni sono mutati e quindi abbiamo una stagione che tende ad allungarsi ed etnie che frequentano i nostri lidi che si sono via via modificate. Tengo a precisare che dal mio punto di vista, ma non solo, avere un'offerta sanitaria strutturata e nota in una località turistica è un elemento che fa scegliere questo tipo di località turistica, perché sempre di più l'attenzione alla salute da parte delle persone, specialmente anziani e con bambini che possono frequentare i nostri lidi, è puntata e centrata anche sulla possibilità di avere un'efficace assistenza sanitaria.